In questa giornata particolarmente triste ci tengo a ricordare tutte quelle che sono state le vittime appunto di questo virus maledetto che tra l'altro ce li ha portati via senza nemmeno poterli salutare. Oltre al dolore per il lutto, quello del distacco inumano, senza l'ultimo saluto, così il presidente ANCI Veneto, che come i primi cittadini di tutta Italia ha osservato un minuto di silenzio, ha voluto manifestare la sua vicinanza alle famiglie. Ad un anno dalle scene strazianti dei camion carichi di bare che girarono il mondo fornendo l'istantanea e proiettandoci nella reale dimensione di ciò che accadeva dietro quei numeri. Numeri con i quali anche Treviso ha dovuto fare i conti. Purtroppo nel 2020 c'è stata un'incidenza del più 20% di cittadini che sono andati avanti e siamo passati da una media di circa 1000 a 1200 vittime nel 2020. Il pensiero del primo cittadino è andato anche alle attività duramente colpite e alle difficoltà delle famiglie. Non posso che non riservare un pensiero a tutte quelle attività, alle famiglie, ai giovani che stanno facendo dei sacrifici enormi, rinunciando alla scuola, rinunciando al proprio lavoro, però dobbiamo essere comunità e credo che oggi più che mai che la soluzione è vicina non dobbiamo farci prendere dallo sconforto, dalla preoccupazione, dalla paura e dai problemi, ma dobbiamo guardare avanti con ottimismo, mettendo al centro le esigenze della persona e la solidarietà.